Siamo con il direttore della Banca d'Italia, il dottor Mario Coco, in quanto oggi c'è la premiazione del concorso Inventiamo una banconota. Oggi si premieranno gli studenti e le scuole che hanno realizzato il miglior bozzetto. L'iniziativa era sul tema il risparmio avvicina il futuro, progettiamo la nostra vita. Un'iniziativa sicuramente singolare, quella di aprire la Banca d'Italia al mondo degli studenti e ai giovani. Beh sì, singolare, ma da qualche anno la Banca d'Italia ormai si apre alla scuola, agli studenti. Questa cerimonia, questo evento raduna i ragazzi delle scuole della provincia di Agrigento che hanno partecipato a questo concorso nazionale indetto dalla Banca in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, che li chiama a realizzare il bozzetto è una banconota immaginare, ma in realtà attraverso questo esercizio si vuole dare ai ragazzi l'occasione per riflettere su un tema che cambia di anno in anno. Come ha detto lei, il tema di quest'anno è il valore del risparmio, quindi il valore del risparmio, quindi saper rinunciare a una spesa oggi per realizzare degli obiettivi nel futuro, questo sia per quanto riguarda la loro vita individuale, il loro futuro, sia anche per quanto riguarda i progetti della società. Ecco, abbiamo voluto organizzare questa cerimonia alla presenza delle autorità per dare ai ragazzi, stimolarli, incoraggiarli a proseguire in questa direzione. Ecco, quanti sono le scuole che hanno partecipato all'iniziativa, direttore? Le scuole credo che, se non ricordo male, siano 12 scuole di ogni ordine, di ogni grado, che hanno partecipato a questo concorso. Una di queste scuole ha superato anche una fase intermedia, ha avuto una premiazione anche a livello regionale, ma al di là, voglio dire, di avere vinto, la cosa importante è che i ragazzi vengono chiamati, vengono sempre più sensibilizzati dai loro docenti, dalle istituzioni, a non trascurare questi aspetti, a farsi carico sin dalla loro giovane età della necessità di acquisire sempre consapevolezza. Tra le scuole che hanno preso parte a questo concorso c'è l'Istituto Quasimodo, ne parliamo con la dirigente scolastica Nellina Librici. Allora, i ragazzi hanno partecipato con molto entusiasmo a questo progetto. C'è un progetto che si svolge in collaborazione tra la Banca d'Italia e il MIUR. Hanno partecipato non solo, hanno vinto uno dei primi premi previsti per la regione Sicilia e Calabria. Il 24 aprile siamo stati a Palermo, dove i ragazzi sono stati premiati con un assegno simbolico di 1.000 euro che viene donato alla scuola, e oggi invece ci troviamo qui perché il responsabile della Banca d'Italia di Agrigento ha voluto questa giornata e questa premiazione proprio dedicata alla provincia di Agrigento. Siamo orgogliosi veramente, io sono orgogliosa tantissimo di questo risultato raggiunto dalla scuola, perché vuol dire che l'impegno profuso ha dato buoni risultati.